In ospedale, nonno Gottrif è come un leone in gabbia e non fa che sbraitare contro le infermiere, creando il vuoto attorno a sé. Perfino il figlio, invece di andarlo a trovare, preferisce stare a casa a fare i cruciverba. Ma al piccolo Ulf il nonno è sempre piaciuto, imprecazioni e caratteraccio compresi. E mal sopporta che il papà non lo accompagni da lui. Così si inventa una bugia e si organizza in proprio. Organizza per lui e per il nonno una grande e lunga e avventurosissima fuga. Sì, affronta un'avventura irta di difficoltà per portare il nonno con la sua gamba rotta e il suo cuore malconcio a vedere forse per l'ultima volta la casa sull'isola. È lì che ha vissuto i suoi tempi felici con la nonna, che adesso è in cielo, ammesso che quel cielo esista. Il Libro Testamento che ci ha lasciato un grande scrittore europeo, svedese e un grande amico, Ulf Stark, La grande fuga, edito da Iperborea. Buona lettura da Pino Costalunga.